l'iniziativa per me è stata molto interessante e sono contento che della nostra organizzazione abbiamo partecipato in 3. Qualora Avviso Pubblico con la Regione Veneto dovesse nuovamente organizzare momenti formativi di questo tipo, oltre a ritornare, perché penso che potrebbero essere anche diversi i relatori e quindi portarci esperienze nuove, coinvolgerei altri miei colleghi che questa volta non hanno potuto partecipare per ovvie ragioni, avendo sguarnire il comando, però coinvolgerei altri colleghi. Esco da questo corso con la consapevolezza che di una maggiore importanza del mio lavoro, la potenzialità che ci dà l'essere quotidianamente in mezzo alla gente e la formidabile fonte di informazioni che potremmo utilizzare meglio, perché in effetti le informazioni ci pervengono e che non riusciamo a filtrarle o perlomeno le filtriamo solo con una certa ottica. Invece da oggi ho imparato che quello che apprendo, le notizie che mi vengono fornite dai cittadini e che quotidianamente contatto, devo vagliarle anche sotto una luce diversa, perché anche qui purtroppo in Veneto, con mio dispiacere, ho scoperto che le mafie sono estremamente attive. In una pausa che abbiamo fatto prima, proprio oggi, ho avuto modo di controllare una notizia di 3 ore fa e pare che Vicenza, anzi una notizia di stampa, ma Vicenza è la provincia del Veneto dove sono stati effettuati il maggior numero di sequestri di beni immobili legati all'attività mafiosa. Ecco, questo mi ha un po' sorpreso, però avendo già ascoltato 2 puntate precedenti di questo corso, ho fatto delle liaison, come dicono i francesi, e in effetti mi sono reso conto che le cose non stavano esattamente come immaginavo prima. Non è che non sapessi cosa fosse la mafia, non è che non sapessi cosa fosse l'attività criminale, il crimine organizzato, conoscevo l'esistenza di queste cose qua. Non pensavo che la nostra attività potesse essere utile e in quale misura al contrasto di queste attività criminose.